Nella nostra regione ci sono quasi 5.000 nuovi casi di cancro al seno ogni anno. Il tumore alla mammella rappresenta un terzo dei tumori nel sesso femminile e 7 donne incontrano nella loro vita il tumore al seno nella nostra regione. È per questo che è importante una campagna di sensibilizzazione come la campagna Nastro Rosa, in cui accendiamo un riflettore su questo grosso problema di sanità. Noi siamo convinti che la diagnosi precoce sia uno strumento fondamentale per arrivare prima a diagnosticare questo tumore, aumentare le possibilità di guarigione e anche attuare una chirurgia di tipo conservativo. La LILT si mobilita in questo mese di ottobre per realizzare delle iniziative di promozione della diagnosi precoce, ma anche per lanciare la campagna sulla prevenzione primaria, cioè l'adesione a corretti stili di vita, che sono strumenti importanti per ridurre l'incidenza di questi tumori. Quindi una sana alimentazione, consumo moderato di alcol, una costante attività fisica, non fumare sono strumenti fondamentali per ridurre l'incidenza dei tumori e anche l'incidenza delle recidive di questo tumore. Ringrazio innanzitutto il Consiglio regionale di averci ospitato per fare una campagna di sensibilizzazione a tutte le donne. È estremamente importante che tutte le donne alle varie età facciano la prevenzione di vario genere, che comincia dagli stili di vita, dal buon comportamento e poi passa alla diagnosi precoce.